L'ingegnere Zecchetin è stato un grande ingegnere bonificatore. Lui è partito dal Polesine con la sua attività di bonifica, in particolare nell'isola di Ariano, nel delta del Po, ma poi via via ha fatto progettazione praticamente per quasi tutti i consorzi del delta e si è spinto anche poi negli anni successivi alla sua andata in pensione dal consorzio di Ariano. Ha lavorato presso Sandona di Piave, in Friuli, in Toscana, quindi un ingegnere idraulico riconosciuto, grande tecnico, grande bonificatore a livello nazionale. Ariano rappresenta la sua opera maggiore e ha costruito una bonifica che è stata di esempio non solo per gli italiani, non solo per i consorzi del Veneto, ma anche all'estero. Oggi è la presentazione del libro di Antonio Zecchetin, che è stato l'ingegnere che ha costruito questa idrovora, la prima idrovora nel delta, che è servita per prosciugare tutti i terreni qua nelle vicinanze nel 1900, insomma. Oggi l'ingegnere Lino Tosini ha fatto un po' la storia, ha fatto questa presentazione che ha fatto il libro e l'ha presentato, diciamo, ai dirigenti, l'ha presentato alla gente, agli ingegneri di questa opera che è stata fatta oltre 100 anni fa sul territorio. Il periodo in cui Zecchetin opera nel delta del Po, in particolare nell'isola di Ariano, va dal 1898 al 1921, quindi sono 23 anni di lavoro che ha fatto qui, trasformando questo territorio da palude, da acquitrinio a terra fertile e di un grande sviluppo economico e sociale. Ha dovuto affrontare Zecchetin sia problemi di carattere idraulico, nei quali magari aveva una particolare esperienza, per dimensionare correttamente le sezioni dei canali e soprattutto per dimensionare correttamente gli impianti di sollevamento, perché se non avesse dimensionato correttamente la sezione dei canali e se non avesse dimensionato correttamente l'impianto di sollevamento, questa bonifica non avrebbe dato l'esito che invece ancora oggi possiamo constatare. L'ingegnere Zecchetin è stato un grande personaggio, ma i suoi, dal punto di vista tecnico, ma anche il suo lato umano è stato straordinario. Lui non era solo rispettato, non era solo stimato, era amato del suo personale, dai suoi collaboratori, anche se naturalmente pretendeva da loro la massima disciplina, il massimo impegno, ma dava loro anche sostegno dal punto di vista umano. Credo Zecchetin sia un personaggio a cui fare riferimento anche per le attuali generazioni di ingegneri e di bonificatori.